Benvenuti amici di mattoscacco.com, siamo in un nuovo video. Oggi analizziamo il gambetto di re visto da una partita fra Morozevich col bianco, Elo 2665, quindi stiamo parlando di campioni, e Vul con 2225, quindi abbiamo quasi 400 punti di scarto. Noi sappiamo che negli scacchi 400 punti Elo di scarto è veramente un abisso. Vediamo come il bianco riesce a concretizzare il vantaggio in poche mosse. E4, E5, F4. Questo è il famoso gambetto di re che una volta andava tantissimo di moda nel periodo romantico, proprio perché questa partita dà via a molti sacrifici spettacolari. Vediamo come continua il nero. Decide di accettare il gambetto e ora si va tutto secondo teoria. Alfiere C4, cavallo F6, chiaramente cavallo C3, difendendo il punto, alfiere B4, tutto secondo teoria, cavallo F3, e a questo punto il bianco poteva giocare diversamente. Anche questa va benissimo. Un'altra spinta che si poteva prendere in considerazione era quella di giocare E5. Tuttavia Morozevich ha voluto giocare cavallo F3, così arrocco e si può iniziare veramente a giocare. Chiaramente, se analizziamo ora la posizione, il bianco insomma è messo bene, ha due cavalli, un alfiere sviluppato, ha la torre che praticamente ha una colonna fra poco semiaperta, si può spingere in D4, quindi attenzione. Il nero che cosa ha? Due pezzi sviluppati, tra l'altro vediamo che uno lo cambierà a breve, e un pedone di vantaggio. Alfiere C3. Questa probabilmente non è una delle mosse più forti, anche se comunque fa parte sempre della teoria. D per C3 e cavallo per E4. Alfiere per F4 e ora il nero gioca C6, chiaramente con l'idea di sostenere il cavallo e allontanare anche l'alfiere. Perché questa mossa non è giusta ed era più corretta giocare D6? Dopo D6, per esempio, donna D5, andando anche a minacciare, o anche donna D4, insomma c'erano tante possibili continuazioni, ma C6 proprio non funziona perché il bianco riesce ad impossessarsi di questa casa D6 e a rallentare di molto lo sviluppo. Quindi qui l'unica mossa per il nero è quella di cambiare e chiaramente donna per D6. Guardate solo da una rapida così occhiata come i due schieramenti sono molto diversi. Il nero ha praticamente tutti i pezzi alle case di partenza, fa fatica ai pezzi bloccati. Qui prima o poi il bianco dovrà riuscire il nero, scusatemi, a svilupparsi in qualche modo. Comunque è molto complicato ora. Questa mossa purtroppo ha creato queste complicazioni. Andiamo avanti. Come dicevamo, B5, il nero purtroppo, non avendo possibilità di svilupparsi in altri modi, è costretto ad aprire l'ala di donna. B5, alfiere D3, qui per scongiurare qualsiasi tipo di attacco il nero gioca G6. Cavallo E5. Cerchiamo di capire un pochettino il senso di cavallo E5. Allora, qui bisogna essere proprio dei giocatori fortissimi per immaginarsi una mossa di questo tipo. Allora, cavallo E5 chiaramente va a creare pressione assieme alla torre su F7 e quindi non permette alla torre di spostarsi, quindi questo è il primo obiettivo. Il secondo è capire un po' le esigenze del nero. Quali sono le esigenze in questo momento del nero? Beh, è sicuramente quello di andare a sviluppare il cavallo il prima possibile, di andare a piazzarlo a qualche parte e di sviluppare l'alfiere. Per esempio, dopo un alfiere in fianchetto ci vorrebbe qualcosa che permettesse la spinta C5 in modo tale da liberare un pochettino questo alfiere. Quindi il bianco sa benissimo l'esigenza del nero di spingere in C5, come, quando, non si sa ancora. Quindi giocando cavallo E5 chiaramente va a liberare il raggio d'azione della torre, va a
mettere il cavallo in una posizione molto aggressiva e guardate un pochettino cosa succede, proprio come insomma pensato un pochettino. Allora il nero cerca di prendere spazio con donna b6, scacco, re in h1, c5, finalmente il nero è riuscito a giocare questa mossa, ma cavallo per f7. Perché la torre non può catturare? Perché se la torre cattura in f7 c'è donna in d5 con doppio attacco, chiaramente c'è anche questa torre sotto. Se per esempio il nero cerca di salvare la situazione con donna e6, si perde la torre. Quindi il cavallo non si può catturare, cavallo per f7, chiaramente donna per d6 e cavallo per d6. Qui la situazione è già molto precaria. Cavallo in c6 cercando di svilupparsi, alfiere per b5, cavallo d8, forse non una delle mosse più felici, e attenzione adesso, torre per f8, re per f8, torre e1. Qui non serviva a niente dare scacco, il bianco doveva impedire che il re potesse avvicinarsi, quindi ha occupato la colonna E con una torre e chiaramente ora si minaccia di arrivare proprio qui. Cavallo b7, torre e1 scacco, re g7, qui torre o cavallo per c8 e il bianco si ritira chiaramente per la posizione ormai persa. Bene, io spero che questa partita ti sia piaciuta, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!